Buonasera, buon pomeriggio. Un caloroso benvenuto a tutti voi, amici, studiosi, appassionati, curiosi, che avete scelto di partecipare a questo pomeriggio culturale dal tema Orologi, simboli del potere ecclesiastico politico del patriarcato, dall'Astrario di Giovanni Dondi al tempo del mercante. Siamo onorati della presenza tra noi di due membri autorevoli del Circolo delle Arti e della Cultura di Trieste, rispettivamente il professor Sergio Cecovini, presidente del Sodalizio, e il professor Andrea Sgarro, direttore della sezione Scienze, Matematiche e Naturali. Un saluto cordiale ai relatori, Alceo Solari, responsabile culturale dell'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, Aurelio Pantanali, presidente del Circolo Culturale Navarca di Aiello del Friuli. L'incontro di questo pomeriggio sottolinea un prezioso dialogo intessuto dal dottor Rota, che qui ringrazio, tra il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste e l'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, Giovanni Battista e Remigio Solari, nata in Val Pesarina, la Valle del Tempo. Una relazione culturale iniziata nella primavera dello scorso anno a Trieste nell'ambito del progetto La Valle del Tempo, in occasione delle manifestazioni organizzate per celebrare i 500 anni della scomparsa di Leonardo da Vinci. Il responsabile culturale dell'associazione, Alceo Solari, ha tracciato allora a Trieste le tappe dell'evoluzione tecnologica dell'orologeria pesarina, collegandola ad una delle invenzioni particolari di Leonardo, lo scappamento, elemento chiave del funzionamento dell'orologio. Siamo ospiti del Centro Ecumenico di Spiritualità e Cultura, la Polse di Cumies, sorto per volontà del suo presidente, Don Giordano Cracina, che ringrazio per l'accoglienza, ai piedi della storica Pieve di San Pietro in Carnia. Pieve di San Pietro, chiesa madre della Carnia, già sede vescovile dal V secolo, una delle 10 storiche pievi della Carnia, luoghi dove sono depositate le origini della fede e della cultura del popolo carnico. L'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, che ho il piacere e la responsabilità di rappresentare, ha scelto come campo di ricerca e impegno la storia dell'orologeria pesarina, patrimonio di una comunità, patrimonio che va conosciuto, salvaguardato e divulgato. Desideriamo imparare ad essere semplici ma testimoni di un luogo, attraverso un cammino aperto al confronto e alla conoscenza. Conoscenza come opportunità di contatto con la tradizione, come opportunità di risveglio, possibile stimolo all'innovazione. Lungo il percorso i membri del gruppo cercano scambi, collaborazioni, intessono dialoghi con i territori, il mondo della cultura e il mondo della scuola. L'incontro di questo pomeriggio ci offrirà delle coordinate spazio-temporali per intuire il cammino compiuto dall'uomo nel costruire un sistema di misurazione del tempo che precede la nascita dell'orologio. E come tale pensiamo che per valorizzare la storia dell'orologeria è molto opportuno tornare indietro, conoscere come parte il percorso dell'uomo in questo campo. Allora potremmo guardare anche l'orologio con altri occhi. Desidero alla fine fare dei ringraziamenti. Per me i ringraziamenti sono riconoscimento della presenza che i partecipanti qui, che più conosco e frequento, mi comunicano ogni giorno, la loro passione,
la loro testimonianza e dedizione alla nostra terra. Ringrazio gli amici dell'associazione che da alcuni anni si sono messi in cammino e di cui faccio parte. Ringrazio il presidente della Polse Prevosto Don Monsignor Giordano Cracina. Ringrazio alcuni volontari della Polse qui riuniti questa sera che operano in questo centro e lo fanno vivere, lo animano di cultura, di accoglienza, di incontro. Ringrazio Chiara e Matteo, una coppia di laureati, una famiglia che ha deciso di aprire qui le proprie attività di ristorazione. Ringrazio Celestino Vezzi, instancabile operatore culturale, impegnato questo pomeriggio come operatore di Video Telecarnia, storica emittente locale, voce del territorio, archivio straordinario di storie e di memorie, di persone e di ricerche, fruibile in Carnia, in Friuli, in Istria, Croazia e parte del Veneto. La conferenza di questa sera, alla fine del dialogo, prevedeva 2 tappe. Una la vivremo qui insieme, in quest'aula. La seconda rimando a voi il piacere e il motivo di risalire sul colle, perché per un motivo accidentale, oltre alla pioggia, è successo un problema alla chiave di entrata alla pieve di San Pietro, per cui la guida turistica non può accompagnarci. Qui invece vivremo un ascolto, che avremmo dovuto farlo alla pieve e lo facciamo qui. L'ascolto di un vecchio canto dell'onoranda Compagnia dei Cantori di Cercivento, che un amico, volontario, cultore di questo luogo, Mario Boschetti, suonava e cantava alla pieve. Mario è stato un testimone autorevole del sodalizio dei cantori, diffusori del canto patriarchino, canto che conserva e tramanda tracce delle particolarità musicali che si ipotizza abbiano caratterizzato la Chiesa aquileiese, a cui noi apparteniamo. Passo la parola a Monsignor Giordano Cracina. Buonasera, sono onorato anch'io nel porgere un saluto di cordiale accoglienza a tutti voi. Ringrazio il Circolo Culturale delle Arti di Trieste che assieme all'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina Giovan Battista Remigio Solari hanno scelto il nostro centro ecumenico per lo svolgimento di questa prima assai interessante assise. Siete giunti, possiamo dire, nel cuore di questo territorio, la Carnia, che custodisce la memoria storica di un antichissimo insediamento prima celtico e poi divenuto verso il Noricum sulla famosa Via Augusta caposaldo dell'impero romano con la creazione del municipium dal II secolo a.C. e successivamente colonia e soprattutto con la decadenza dell'impero stesso dal IV secolo centro di irradiazione della evangelizzazione e cultura cristiane. I resti archeologici visitabili nel sottostante paese di Zuglio e l'interessante museo custodiscono tante preziose vestigia ed è oltremodo necessario ricordare che dopo l'editto di Costantino del 313 i cristiani presenti in modo sommerso nella cittadina si sono subito attivati sia per un'opera di evangelizzazione nelle vallate della Carnia, financo a quella della Gail, nella Bassa Carinzia e poi nel Cadore, nel Medio Friuli, sia per la realizzazione di ben 2 basiliche paleocristiane, una entro l'abitato della cittadina e l'altra all'esterno nell'area cimiteriale, i cui resti dei pavimenti in mosaico sono stati riscoperti negli anni 60 dello scorso secolo, al punto che verso il 380 il patriarca di Aquileia, San Cromazio, ha deciso di erigere
a sede episcopale Iulium Carnicum, e la storia è stata talmente così anche fedele a questa intuizione che c'è stata una ininterrotta successione di vescovi titolari della cattedrale di San Pietro. Lo è stato recentemente per 17 anni un vescovo italiano, Monsignor Mario Zenari, che è nunzio apostolico a Damasco in Siria e che poi, creato cardinale, ha dovuto incardinarsi a Roma, lasciando il posto a un successore che il Santo Padre ha nominato, che è un ausiliare della diocesi di Merida, nella penisola dello Yucatan, un messicano, Monsignor Pedro Sergio Mena, il quale è venuto 2 anni fa a prendere possesso della sua cattedrale, anche se ausiliare in quella diocesi, però col titolo di vescovo titolare della antica sede episcopale di Iulium Carnicum. Successivamente, così proprio per preservare le strutture e il coordinamento del vescovo dalle ripetute incursioni barbariche, hanno pensato di trasferire la sede episcopale, la chiesa cattedrale, sul colle di San Pietro verso la fine del V secolo, a pochi metri proprio da questo nostro centro ecumenico. Questo convegno, oltre a far emergere la creatività, l'ingegno e la preziosità della misura del tempo, avviata con le meridiane e poi con i sistemi meccanici e ai nostri giorni con quelli tecnologici, svolgendosi in questo luogo adiacente alla nostra cattedrale di San Pietro, non solo ci fa anche ricordare un antico manufatto che abbiamo scoperto proprio ultimamente nei lavori di ristrutturazione interna del campanile, ma soprattutto, ecco, ci richiama la preziosità di questa struttura, la pieve e il campanile, che quale faro indicano a quanti l'ammirano non solo una bellezza artistica, ma anche il fluire del tempo verso l'eternità. E proprio con questo slogan, ancora alcuni anni fa, quando abbiamo iniziato una seconda parte della nostra struttura, che è il laboratorio botanico, è stato, non so se poi è qui l'autore perché è venuto su da Aiello a costruirci questa meridiana, non mi ricordo se lei o qualcuno, che ci hanno costruito una meridiana qui sulla facciata proprio del laboratorio botanico, ecco, e sul quale abbiamo apposto questa scritta: Tempus fugit in Deum. Per noi Dio è l'eternità e quindi il tempo ci proietta, ci porta verso l'eternità. Grazie e buon ascolto. Dunque, signori, buonasera. Sono Cecovini, Sergio Cecovini, per il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. Saluto cordiale, naturalmente, sono lieto che siamo in più di quelli che temevamo, dato il tempo. Abbiamo preso una gradinata magnifica, però siamo tutti qua, bene. Io non conoscevo prima la Polse de Cugnes, quindi ho guardato le immagini e ho letto un po' di storie su internet. E la Polse è indicata poeticamente come una stella alpina, sbocciata fra le montagne della Carnia, e devo dire che è molto appropriato adesso che l'ho visto. Veramente bellissima, splendida. Beh, naturalmente ringrazio per l'ospitalità che ci viene offerta in questo magnifico centro culturale e spirituale. Rosa Maria Solari, presidente appunto dell'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, che è nostra partner preziosa in questa e anche in altre iniziative, anche future. E naturalmente il prevosto della pieve matrice di San Pietro e presidente della Fondazione Polse de Cugnes, il Monsignor Giordano Cracina, e i relatori di oggi, Alceo Solari e Aurelio Pantanali, presidente del Circolo Culturale Navarca. Beh, sento che ci illustreranno alcune espressioni straordinarie di estremo interesse dell'antica arte della misurazione del tempo. È un'esigenza che la nostra specie umana avverte da sempre, e quindi orologi, meridiane, sentiremo, come simboli del potere ecclesiastico-politico del patriarcato.
è inutile che io citi perché verrà ben che citato dopo. Introdurrà le conferenze il professor Andrea Sgarro, che è ordinario di informatica all'Università degli Studi di Trieste e che qui anche in veste di direttore della sezione Scienze Matematiche e Naturali del Circolo della Cultura e delle Arti, promotore della manifestazione di oggi. Beh, per noi questa manifestazione, per il circolo nostro, si connette a un progetto generale che abbiamo fatto approvare, che è stato approvato dalla Regione per il 2020 e riguarda la commistione o contaminazione, come l'abbiamo chiamata, forse commistione sarebbe stato meglio, interculturale come fattore di sviluppo umanistico. Abbiamo incluso in questo progetto un percorso tematico ispirato alla ricorrenza del 600° anniversario dell'annessione dei territori dello Stato patriarcale di Aquileia alla Repubblica di Venezia, una vicenda che poi dà l'avvio alla progressiva interazione e integrazione delle due culture, quella friulana e quella veneta. Abbiamo già sentito prima che abbiamo già avuto una bellissima conferenza l'altro anno nella Camera di Commercio di Trieste sulle eccellenze dell'arte orologiaia valpesarina. Alceo Solari, Giacomo Rupil e Bruno Machin. Ho pronunciato giusto, sono contento. Ecco, posso dire, e chiudo, che i triestini possono ancora ammirare, anzi possono oggi apprezzare questa arte sopraffina orologiaia in alcuni orologi storici d'edificio della nostra città. Grazie. La parola a Andrea Sgarro. Buongiorno. Ovviamente comincio allo stesso modo. Sono rimasto ammirato e stupito della bellezza di questo posto che non solo non conoscevo, proprio non ne sospettavo l'esistenza. È assolutamente splendido. Ringraziamenti li ha già fatti il Presidente del Circolo della Cultura e delle Arti. Vorrei aggiungere, perché non mi piace farmi bello delle penne altrui, vorrei ringraziare in maniera molto chiara Franco Rota, perché è lui che avete capito che non sono un grande esperto di orologi, e vorrei ringraziare Franco Rota che ha creato questo splendido legame fra la sezione del circolo di cui sono responsabile e gli orologi. Io ne sono molto felice, devo dire che mi piacciono moltissimo le macchine, non queste macchine moderne, no, in cui ti si guasta l'automobile. Sono belle da un altro punto di vista, ma insomma non ci sono i pistoni, voglio dire, ti si guasta l'automobile, tiri fuori black box, il meccanico ti mette un altro black box al posto di quello che si è guastato, nessuno ha capito niente di quello che sta succedendo, però la macchina dopo funziona. E qui c'è poco fascino, vedere invece un orologio e soprattutto queste macchine antiche così, è una cosa assolutamente meravigliosa, salire nel campanile di una cattedrale e vedere queste ruote dentate magiche che si muovono. Devo dire, a me piace molto il barocco. C'è un poeta, naturalmente il barocco apprezza gli orologi perché sono simbolo del tempo che passa e ci avvicina al momento fatale. Quindi c'è un poeta che a me piace molto, che è Ciro di Pers, non è carnico, è di San Daniele. Inoltre scriveva in toscano. Però, a parte questi imperdonabili difetti, è un poeta veramente fantastico. Ecco, fra due sonetti molto allegri, In morte di Lope de Vega, e due altrettanto allegri dedicati al terremoto, ne inserisce 5 sugli orologi, 2 sugli orologi da sole, 2 sugli orologi da polvere. Gli orologi da sole naturalmente ci legano da Aiello, che è un posto che dobbiamo assolutamente visitare, che attendiamo con ansia di visitare, ma purtroppo il coronavirus ci ha un po' rallentati nelle nostre iniziative. E poi ce n'è uno solo sull'orologio a ruote,
permettetemi i primi 4 versi: mobile ordigno di dentate rote, lacera il giorno e lo divide in ore, ed ha scritto di fuor con fosche note, a chi leggere le sa sempre si more. Quindi siamo in epoca barocca, l'orologio rimane altrettanto poetico e suggestivo ancora oggi, e quindi io con ansia lascio la parola ai nostri 2 relatori. Comincerà Alceo Solari. Naturalmente li ringrazio entrambi moltissimo. Sì, buonasera. Io seguo con interesse praticamente l'area del tempo, perché fa parte della mia storia personale, anche se praticamente ho dovuto abbandonare la meccanica e interessarmi anche di elettronica, nel senso che mezza parte della mia vita io sono stato uno dei primi che Udine ha portato il Macintosh, Apple, no? Quindi ho due tipi di formazione. Studiando praticamente il tempo, mi ha affascinato anche conoscere la storia, le misure del tempo, anche il significato che il tempo ha, ieri e oggi. Ieri praticamente il tempo non è quello a cui noi oggi siamo abituati a pensare o a misurare, cioè non era legato alla precisione, non era legato a dei meccanismi, quindi utilizzava, noi lo chiamiamo il tempo del cosmo, il tempo praticamente della natura, cioè come il tempo, quindi le persone erano abituate a vedere il sorgere e la caduta del sole, e quindi misuravano l'ora della giornata come ora variabile, non era un'ora fissa, quindi non c'era, anche quando hanno costruito gli orologi ad acqua, la misura del tempo era di ora irregolare. Questo è un concetto importante, cioè quindi il tempo regolare nell'orologio d'acqua è stato fatto come modifica per poter consentire anche la misura più esatta del tempo. Quindi partiamo da concetti diversi ai nostri e cerchiamo di entrare nel mondo del mondo del Medioevo. Io leggo praticamente alcuni punti che caratterizzano come viene costruito il tempo. Quindi abbiamo prima del Medioevo esistevano diversi sistemi di misura. Più noto è la meridiana, che però misurava solo praticamente le ore temporali della giornata. Per la notte si è dovuto praticamente studiare, e quindi è stato messo a punto un meccanismo diverso che si chiama notolabio, per mettere insieme, che consentiva praticamente di misurare anche il tempo di notte. Poi nell'evoluzione è nato praticamente la sfera armillare, la quale sfera armillare consentiva praticamente di leggere le ore sia di giorno che di notte, ma sempre col concetto della misura variabile del tempo. Quindi questo praticamente avviene prima che nasca l'orologio meccanico. Quindi gli strumenti di misura del tempo rispondono a quelle che sono delle esigenze politiche e culturali del periodo. Sono legate inizialmente molto alla filosofia di Platone, alla filosofia di Aristotele, che avevano indicato il tempo come tempo, cioè Platone diceva praticamente che il tempo è un'intelligenza superiore. Invece Aristotele dice il tempo si misura quando si muove, quando ci sono alcuni oggetti che si muovono. Quindi ci sono due filoni di concezione del tempo diversi. Con la cristianizzazione, quindi quando praticamente i sistemi greco-romani
sono stati praticamente, hanno perso diciamo, il loro potere politico, è nata diciamo, la cristianizzazione, è nato praticamente il tempo di Dio che noi chiamiamo il tempo della Chiesa. Quindi già in questi aspetti si può ragionare che esiste un potere politico nel tempo, ma un potere politico molto forte, perché incide sul modo di vivere, sul modo praticamente di essere, sul modo in cui noi lo interpretiamo. E su questa interpretazione del tempo ci sono praticamente vari modi di lettura che sono avvenuti diciamo, nei secoli. Io cerco di tracciare alcuni elementi, perché praticamente diciamo, la materia è estremamente vasta, e quello che do in sintesi è questo, cioè quindi partiamo dal tempo precedente all'orologio meccanico, che noi chiamiamo il tempo cosmico naturale, perché è legato diciamo, a fatti naturali, alle stagioni, alla variazione diciamo, del tempo durante le stagioni, dei vari tipi di stagione, e quindi sono con strumenti di misura che sono praticamente gli astrolabi e le meridiane, per arrivare all'orologio meccanico, il quale è una rivoluzione diciamo, nella società, perché l'orologio meccanico ha la caratteristica di misurare un tempo uguale. Però prima che questo tempo uguale diventi patrimonio diffuso nell'uso comune, ci sono voluti diversi anni, quasi secoli. Ecco, quindi abbiamo come due elementi diciamo, che caratterizzano il mio intervento, sono questi due concetti, e parto proprio dalla sfera armillare, cioè gli astronomi greci, successivamente gli astronomi praticamente diciamo musulmani, hanno inventato uno strumento per la misura che noi chiamiamo la sfera, quindi per misurare diciamo, il calendario, quindi creare diciamo, un calendario che consentisse di organizzare diciamo, la società del tempo, hanno inventato diciamo, la sfera armillare. La sfera armillare è un oggetto tridimensionale che ha delle parti fisse e delle parti mobili, che sono degli anelli. Le parti fisse corrispondono agli orizzonti e le parti mobili invece corrispondono praticamente ai movimenti dei pianeti. Con questo tipo di progetto gli astronomi sono riusciti a creare il modello della sfera celeste. Quindi la capacità diciamo, matematica, astronomica doveva essere molto elevata per poter costruire un meccanismo che consentisse praticamente di ricreare diciamo, su uno strumento quello che avveniva nel cielo. Con Aristotele si inizia anche a costruire, Aristotele dà il concetto di movimento, quindi dice sente che c'è anche un'esigenza di misurare una durata del tempo. Per la durata del tempo si utilizzano strumenti di misura che danno una costanza di misura, un calcolo fisso della misura. Quindi nascono le clessidre e gli orologi ad acqua. Queste clessidre e orologi ad acqua servono praticamente a rispondere alle esigenze diciamo, di Aristotele, che dice cioè nella società, nella vita nostra, abbiamo anche un'esigenza di misurare praticamente delle durate, cioè il fluire dell'acqua, cioè ci sono molti tipi di attività che sono legate alla durata. Arriviamo al tempo della Chiesa. Quindi quando la Chiesa entra nella nostra società, c'è una trasformazione anche praticamente diciamo, di concezione del tempo, da quello che era il tempo precedente, che era un tempo circolare. Quindi non so se voi avrete visto la ruota del tempo, la rappresentazione della ruota del tempo, perché era un tempo eterno che non terminava mai, che si ripeteva ciclicamente, che aveva sempre le stesse situazioni. Arriviamo invece al tempo lineare, cioè al tempo in cui uno nasce e uno muore. E Cristo, nella raffigurazione in cui diventa architetto dell'universo, costruisce, nella Genesi, nasce proprio il concetto del tempo che nel quarto giorno Dio dà la luce e dice da quel momento esiste un prima e un poi. Quindi nasce anche il concetto di
di fugacità della vita, cioè quello che noi chiamiamo oggi il tempus fugit, cioè quindi noi esistiamo ma anche moriamo, il firmamento esiste ma anche muore. Questi sono i concetti che si introducono praticamente. Secondo Sant'Agostino l'universo vive 6 periodi che si succedono come i giorni della settimana, dalla creazione di Adamo, che è l'infanzia, la morte di Cristo, e l'incarnazione di Cristo determina un prima e un dopo fondamento della cronologia cristiana ricostruita da Denis il Piccolo. Cosa nasce come il cristianesimo? L'esigenza di calcolare praticamente i tempi, cioè i tempi della Pasqua, che era un tempo mobile, cioè la Pasqua non ha una sequenza praticamente che si ripete costante, ma doveva praticamente rispondere a dei requisiti. Per fare quello che viene chiamato il computus, cioè il calcolo del giorno della Pasqua, sono impiegati secoli con studi enormi, con scienziati, con le intelligenze più forti della Chiesa, che hanno praticamente, poi c'è stato anche un concilio per poter, diciamo, trovare una mediazione fra le varie, diciamo, i vari studi, e si è arrivato praticamente a determinare l'anno di partenza, che è l'anno, diciamo, di incarnazione di Cristo, e da quell'anno anche al calcolo della Pasqua, che è legato praticamente a mettere assieme diciamo, il ciclo della Luna col ciclo del Sole e avere una ripetizione costante, diciamo, per poter ottenere questa ripetizione, così io vedo i dati che mi hanno colpito, cioè il tempo solare ha una sequenza di 28 anni, il tempo lunare 19, facendo la moltiplica fra tempo lunare e tempo solare arriviamo a 532 anni, cioè quindi il meccanismo che consente di calcolare le feste mobili sono pari a 532 anni, per avere una ripetizione. Ecco, qui i vescovi, cioè le persone, diciamo, che si sono occupate di questo tipo di materia, io qui ne cito alcuni, che sono praticamente Isidoro di Siviglia, che aveva calcolato un ciclo lunare per un periodo di 95 anni, poi abbiamo Beda il Venerabile, ci troviamo ancora di fronte a 560, 600, 700, no? E che fanno anche dei trattati e calcolano praticamente la Pasqua che nasce dopo il primo plenilunio che segue l'equinozio di primavera. E questo è il famoso computus. Il concetto del tempo della Chiesa si rappresenta molto bene nelle iconografie, che a me piacciono tantissimo le iconografie medievali. Qui in questa iconografia troviamo praticamente la rappresentazione del Vangelo, e ci sono anche i monaci, che sono quelli studiosi che si occupano di questo tipo di calcolo, vediamo l'orologio e praticamente, diciamo, questa immagine esprime la sapienza di Dio che guida al raccoglimento dei fedeli durante le 24 ore della giornata. C'è poi anche, diciamo, è stato poi anche costruito come rappresentazione grafica l'orologio della devozione. L'orologio della devozione rappresenta le ore di passione di Cristo, quindi sono le ore della giornata dedicate alla preghiera che praticamente avvengono ricreando il ciclo della passione di Cristo. Questi sono simboli, diciamo, del potere, dell'influenza, della cultura che è stata trasmessa nella nostra società. Ecco, una delle caratteristiche, diciamo, che distinguono praticamente i due filoni che io poi cerco di raccontare, che sono i filoni delle conoscenze ecclesiastiche, conoscenze invece laiche nella società del periodo, è che la prima diciamo, arte meccanica proviene dal filone dei benedettini cistercensi, quindi, diciamo, l'apporto, perché praticamente in questo periodo
la cultura di formazione era legata alla divisione fra le arti nobili, cioè alle conoscenze nobili, cioè destinate a una categoria di persone che dovevano studiare, quindi erano gli scienziati dotti, e la plebe. La plebe praticamente eseguiva i lavori manuali, quindi facevano gli artigiani. I sacerdoti, cioè le abbazie, che avevano anche l'esigenza di costruire le cattedrali, si sono impratichite, quindi hanno inserito anche nella scuola anche l'arte meccanica. E quindi qui vediamo alcune rappresentazioni, le vetrate che voi trovate nelle cattedrali medievali, oppure diciamo gli ori, gli argenti e le fusioni, nascono da Teofilo, che praticamente è uno dei primi praticamente esperti che ci tramandano queste conoscenze tecniche nella società e che oggi che vengono poi utilizzate anche nella costruzione degli strumenti di misura del tempo. Una delle scuole più note che insegnavano le arti liberali, però anche la meccanica, è questa scuola, diciamo, di Parigi, dove c'era questo teologo Ugo di San Vittore, che ha fatto un trattato che viene chiamato didascalico, in cui insegna la meccanica. Nella meccanica sono comprese le arti tessili, le arti tecniche, l'agricoltura, la medicina e il teatro. Ecco, vediamo quali sono praticamente diciamo, i centri culturali che ci hanno consentito di arrivare alla costruzione dei primi orologi astronomici, che poi questo è l'elemento, diciamo, distintivo, cioè l'orologio non nasce, diciamo, dall'artigiano, nasce dai dotti, dai sapienti. Sono costruzioni complesse in cui si devono essere, cioè uno deve avere la capacità di avere queste conoscenze molto, molto avanzate, e quindi praticamente i primi costruttori, diciamo, orologi astronomici sono tutte persone che hanno anche fatto le università. Quindi il primo personaggio che io poi presenterò è, diciamo, Richard Wallingford, che era un monaco benedettino che ha una formazione all'interno dell'abbazia di St. Albans, che sarebbe Santo Albano, che è vicino ad Oxford, e fa la formazione teologica e matematica ad Oxford. Quindi c'è questa confluenza praticamente di saperi, fra i saperi, diciamo, interni a questa abbazia, che ha costruito degli astrolabi con tecniche estremamente avanzate, quindi riusciva a esprimere dei manufatti che l'università all'epoca non era ancora in grado di costruire, e, diciamo, l'università che dava delle competenze maggiori per poter praticamente, quindi la combinazione del sapere abbaziale, il sapere, diciamo, dell'università ha consentito di arrivare a una costruzione eccezionale, che è il primo orologio astronomico che è ancora presente, diciamo, in Inghilterra, vicino a Inghilterra. Questo sempre, ecco, quello che dobbiamo notare è che questa costruzione nasce con l'investimento lo fa l'abbazia, quindi è un manufatto in cui i capitali, cioè per costruire questo, dobbiamo calcolare che questo monaco per costruire questo orologio astronomico ha impiegato quasi 20 anni circa, no? Ed è stato costruito dopo la sua morte, cioè non è riuscito a completare il lavoro, però aveva fatto il trattato, aveva descritto tutte le funzioni di questo meccanismo, e praticamente ha consentito praticamente di essere fra i primi a costruire l'orologio, diciamo, astronomico. Qui simboleggio sempre questa combinazione praticamente di saperi che avviene all'Università di Parigi, che è una delle prime università, diciamo, europee, fra l'insieme, diciamo, delle scuole laiche e l'insieme di questo famoso San Victor, la scuola vittorina di cui parlavamo prima. E da questa università nasce un altro astronomo che si chiama anche questo è un canonico. Quindi fino adesso abbiamo visto due canonici che costruiscono orologi astronomici. Uno era Richard Wallingford, questo qui è il secondo, si chiama Jean Fusoris.
arriviamo alla città simbolo per noi, diciamo, che ci interessiamo all'orologeria, che ha una storia, diciamo, sull'orologeria eccezionale, che è Padova. Padova praticamente raccoglie, diciamo, l'essenza dell'orologeria medievale. E a Padova ci sono praticamente delle figure eccezionali che si occupano di orologi. Fra queste figure, cioè Padova era molto specializzata anche nell'insegnamento della medicina, cioè l'orologio praticamente astronomico ha anche, diciamo, una rappresentazione astrologica. L'astrologia era importantissima in questi periodi perché era, diciamo, una facoltà che era legata alla medicina, e gli astrolabi di cui abbiamo parlato prima rappresentavano anche loro i segni astrologici ed erano degli strumenti che servivano ai medici. Quindi c'è una storia astrologica che è estremamente interessante, che varrebbe la pena di approfondire, perché praticamente sono le conoscenze eccezionali anche nell'astrologia, no? Ci sono figure formidabili nel settore dell'astrologia. E ritornando a Padova ci troviamo di fronte a 3 personaggi. Pietro d'Abano, che è l'espressione della cultura laica, Jacopo Dondi, tutti e 3 questi qui sono medici, astrologi e astronomi e conoscono moltissimo la matematica. Perché ho inserito Pietro d'Abano? Ho inserito Pietro d'Abano perché Pietro d'Abano ha una cultura eclettica, cioè una figura che praticamente si forma a Costantinopoli e quindi conosce, diciamo, i trattati greci, poi diventa docente a Parigi, all'Università di Parigi, e poi diventa docente all'Università di Padova. Quindi questo qui ci dice che nel Medioevo quella che io chiamo il tragitto del sapere era veramente eccezionale. Cioè queste persone che noi esaminiamo sono persone che hanno relazioni a livello europeo, cioè si conoscono fra di loro e viaggiano, praticamente scambiano le loro competenze. Qui arriviamo praticamente sempre al primo abate, Richard, il quale costruisce anche un computer planetario, cioè prima di costruire praticamente l'orologio astronomico, e questo computer planetario, che viene chiamato multifunzionale, calcola le eclissi, i movimenti dei corpi celesti e il calendario, ed è praticamente un'espressione, diciamo, di tecnica di calcolo incredibile per quei periodi. Questo Richard scrive il primo trattato di trigonometria, diciamo, in Europa, e è anche il trattato di questo manufatto che si chiama Albion, che praticamente, diciamo, e poi successivamente inizia la costruzione, diciamo, di questo orologio astronomico che troviamo ancora oggi nell'abbazia di St. Albans, e in questo orologio astronomico ho raffigurato la figura dello scappamento, che poi viene riprodotta da Leonardo da Vinci molti secoli dopo. Quindi Leonardo da Vinci, quando, diciamo, descrive, disegna lo scappamento, fa riferimento a questo meccanismo inventato da Richard. Quindi questi sono i collegamenti che sono estremamente interessanti nel settore nostro. Ecco, tornando a Padova, io qui rappresento, diciamo, le figure dello zodiaco che si trovano praticamente, diciamo, fatte da Giotto su ispirazione, su disegno, su progetto di Pietro d'Abano, e in queste simbologie troviamo praticamente una mescolazione fra il sacro e il profano. Quindi Pietro d'Abano era anche un alchimista, quindi conosceva bene anche le tecniche, diciamo, di costruzione. Polvere da sparo nasce dall'alchimia, quindi ci sono state invenzioni fondamentali che derivano dall'alchimia, e esprime la sua cultura, una cultura praticamente molto libera, non legata al filone religioso, in cui mette insieme praticamente il sacro e il profano, con rappresentazioni che sono stupende. Ecco, il primo orologio astronomico a Padova non nasce in una cattedrale, ma nasce in un palazzo di una reggia, la reggia dei principi di Padova, che è da Carrara.
Quindi qui abbiamo la prima costruzione, diciamo, il confronto lo facciamo fra Oxford, Abbazia, Padova, Palazzo di una Reggia. Perché quindi questi signori di Padova, perché dicono praticamente per dimostrare che loro sono potenti, ritengono che il simbolo maggiore sia proprio la costruzione di questo orologio astronomico, che comprende praticamente tutti i movimenti dei pianeti, comprende, diciamo, tutto i segni zodiacali e anche la misurazione dell'ora. Ecco, questo è quello che a me... Quindi questo significa praticamente che sia in ambito religioso ma anche in ambito laico ci sono le espressioni di potere sul tempo che derivano da due ambiti diversi. Il simbolo poi più noto a livello internazionale sugli orologi astronomici è costruita dal figlio di Giovanni Dondi, che si chiama, il figlio di Jacopo Dondi, che si chiama Giovanni Dondi, quale costruisce un orologio astronomico di tipo personale. Cioè questo qui non è un orologio che è stato costruito per il pubblico o è costruito per un potente, il quale potente dice, che si chiama Gian Galeazzo Visconti di Pavia, dice: a me interessa dimostrare che io utilizzo questo strumento soprattutto leggendo le misure zodiacali, per poter decidere quando devo fare una guerra, quando devo fare la pace, quando devo fare un viaggio, cioè è per la sua salute. Quindi è, diciamo, l'espressione del potere dell'epoca che aveva un signore che dedicava praticamente attenzione con investimenti enormi per poter disporre di uno strumento personale. Non è uno strumento, è uno strumento che lui colloca in una biblioteca. Questi sono i concetti, e in questo strumento personale troviamo un elemento che è importantissimo, il calendario delle feste mobili. Cioè Giovanni Dondi riesce a tradurre in maniera concreta e pratica come si fa il calcolo. Cioè, prima il calcolo, abbiamo visto, era stato fatto con tabelle, cioè lui lo traduce come un meccanismo in cui c'è il calendario delle feste mobili. Questo calendario delle feste mobili, ci sono i 532 anni, sono i cicli della Luna e del Sole, e con il calcolo di tutte le feste mobili, che è un'espressione, diciamo, altissima quindi lui dice: sono riuscito a dimostrare che lo studio, diciamo, delle sfere celesti, lo studio praticamente dei calendari sono effettivamente corretti. Vi faccio toccare con mano che i calcoli sono esatti. Quindi questo era il mondo medievale. Entriamo praticamente, facciamo un salto sulla percezione del tempo, quando entriamo nel mondo, diciamo, che si avvicina al Rinascimento. Quindi nasce il commercio, cioè nelle città si sviluppa, diciamo, il mercato, nascono nuove esigenze di misura del tempo che sono legate al prestito di denaro, quindi, diciamo, al valore del tempo come valore economico, all'organizzazione dei lavori delle drapperie, ai mercati. Quindi nasce un'esigenza pratica, diciamo, di misura del tempo che è di tipo laico. Quindi c'è una prima fase in cui il mondo ecclesiale e il mondo laico convivono praticamente, perché prima di arrivare a quello che è il tempo costante, fisso dell'orologio, passeranno anche molti altri anni. Quindi iniziamo a entrare nel mondo del tempo che oggi conosciamo, che è il tempo praticamente di cui oggi noi siamo diventati quasi schiavi. Cioè oggi praticamente il concetto del tempo è, cioè noi diciamo sempre oggi a noi manca il tempo, perché gli impegni che abbiamo
non ci consentono praticamente di avere dei tempi liberi per noi, cioè, quindi siamo entrati in un ciclo in cui diciamo, le attività umane sono diventate sempre più forti, abbiamo sempre più richieste di tempo, e quindi io dico, cioè, che siamo passati da un tempo naturale a un tempo in cui siamo praticamente costretti dai ritmi della nostra vita, no? Ecco, l'orologio pubblico, quindi abbiamo avuto la fase dell'orologio astronomico che era un orologio praticamente costruito da pochi dotti, o dai dotti. Entriamo invece nel periodo in cui, diciamo, inizia l'artigiano ad emergere come costruttore, diciamo, dell'orologio. Il più noto, il primo orologio praticamente che è stato raccontato è l'orologio di San Gottardo di Milano. Ecco, questo componente, diciamo, questa costruzione, diciamo, esprime il prestigio dell'arredo urbano, che è sempre un simbolo di potere, esprime, diciamo, la pubblica utilità che i governatori finanziano per costruire questo orologio con fondi pubblici. La comunità si impegna a garantirne la funzionalità, cioè questi orologi erano molto critici nel funzionamento, perché erano costruiti su ferro con artigiani, quindi non erano una costruzione di serie, utilizzavano il ferro. Quindi, diciamo, nasce una figura che si chiama temperatore, che serviva a mantenere l'orologio, quindi questo significava che la comunità pubblica per avere l'orologio doveva spendere dei soldi in più, perché doveva praticamente mantenere in vita, e questo funzionario viveva normalmente nella torre d'orologio. Quindi abbiamo l'orologio che funziona con criticità, abbiamo la figura del temperatore e abbiamo anche dipinti che ci fanno vedere queste belle immagini, diciamo, delle piazze. Nella nostra regione c'è la figura vediamo che diciamo, i primi orologi che abbiamo qui nella nostra regione nascono da un pievano di Codroipo che sembra che provenga da Parma. Quindi anche qui vediamo che il filone di competenza, diciamo, per costruire i primi orologi meccanici, i primi, chiamiamoli artigiani, in questo caso è un ecclesiastico. E questo ci costruisce l'orologio a Udine, ci costruisce il Cividale, a Gemona. Ecco, io con questa io ho terminato il mio intervento, perché spero di non essere... Sono Aurelio Pantanali, provengo da Aiello e mi ha fatto molto piacere l'invito di essere qui con voi, in particolar modo, oltre a ringraziare l'Associazione delle Arti e della Cultura di Trieste, volevo ringraziare in particolar modo Franco Rota, che lo conosco da diversi anni e che è anche legato al Circolo Culturale Navarca di Aiello, che da 27 anni opera tra le tantissime varie attività, in particolar modo anche sul progetto Meridiane, non solo ad Aiello ma in tutta la nostra regione. E ad Aiello ce ne sono tantissimi di orologi solari nati in questi 27 anni, ce ne sono ben 112 e alcuni di questi sono anche in particolar modo raccolti nel cortile delle Meridiane, che è situato all'interno del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale. Quindi è un paese abbastanza particolare e singolare per questa sua caratteristica. Credo che in Europa, nel mondo non lo so, ma in Europa non esiste un paese dove ha una concentrazione di orologi diciamo a sole, quindi meridiane, come ce l'ha appunto ad Aiello. Ad Aiello poi si svolge anche una importante festa della Meridiane. Quest'anno avremmo dovuto celebrare la 20ª festa delle Meridiane, l'abbiamo rimandata alla prossima primavera, appunto per la situazione che ben conosciamo. E nel contesto di queste iniziative si fanno anche delle conferenze, vengono anche invitati tantissime persone che hanno esperienza gnomonica. Gnomone sarebbe la punta dell'asticella, appunto, che quando viene illuminata dalla luce del sole la sua ombra va a segnare l'ora sul quadrante solare o sulla meridiana.
che è un gergo più popolare. Ecco, io oggi vi parlerò in particolar modo dei vari metodi che appunto l'uomo dall'antichità fino ai nostri giorni ha utilizzato per misurare il trascorrere del tempo, ed in particolar modo vi parlerò di certe meridiane, non ce ne sono tantissime al mondo, a camera oscura, e quindi avremo modo di vederle anche nelle varie immagini, legate naturalmente al tempo della Chiesa. Vedete qui anche una foto del Vaticano, perché nella storia, lo vedremo nella esposizione che vi farò, il mondo ecclesiastico appunto ha voluto diciamo dettare la sua linea guida, ecco, per il calendario che anche tuttora oggi noi adoperiamo. E nell'antichità sempre l'uomo ha avuto il desiderio di conoscere momenti importanti della giornata, no? Qui voi vedete degli obelischi, e in particolar modo ho voluto mettere una figura che è legata anche all'obelisco, cioè la persona umana, no? Ad esempio un missionario con cui ho parlato anche recentemente, che ha fatto oltre 15 anni di missioni in Africa, lui mi dice: non ci sono gli orologi nei villaggi, no? E il marito, quando parte per la caccia la mattina, dice alla moglie: guarda, io torno a casa quando il sole arriva sopra quell'albero là, no? Quindi ma che momento è della giornata? È un momento molto labile. Noi siamo abituati dopo neanche 30 secondi a dire: ecco, non è arrivato alle 5, avevamo l'appuntamento, aspetta che lo chiamo col cellulare, no? E sentiamo perché sta facendo questo ritardo. Quel tempo poteva essere mezz'ora prima, un'ora prima, mezz'ora dopo, anche lui dice più o meno quello, e quindi la giornata viene scandita con tempi molto più naturali, molto più ampi, no? Dove non c'è questo, come diceva Alceo, diciamo questo modo pilotato che abbiamo oggi per appunto vivere il nostro tempo quotidiano. E quindi nel periodo antico, quindi mi riferisco all'epoca egizia, quindi 1000 anni o anche 2000 anni prima di 100 anni in particolar modo, ma soprattutto 1000 o 2000 anni prima di Cristo, gli obelischi che venivano costruiti nelle piazze e soprattutto davanti ai templi venivano utilizzati soprattutto per onorare il dio Ra, il dio Sole, no? Ma avevano anche una loro funzione importante, la loro ombra e la punta appunto degli obelischi servivano anche per conoscere il momento in cui il sole durante il giorno era allo zenit, nel punto più alto, cioè al mezzogiorno. E quello era un riferimento importantissimo che poi scandiva e divideva i momenti della giornata sia diurna che anche notturna. Ecco, io mi soffermo in particolar modo a uno di questi, questo qui della piazza del Vaticano, che nel 40 d.C. Caligola lo ha voluto trasportare da Alessandria d'Egitto fino al foro, al Circo Massimo di Nerone. E lì aveva una sua funzione importante, sempre per onorare appunto il dio Sole, no? E poi con le evoluzioni del tempo il Circo Massimo fu abbandonato, Roma insomma andò un po' in decadenza e riprese soltanto nel Cinquecento, no? A rifiorire nel periodo rinascimentale. E nel 1586 il Papa Sisto V lo volle trasportare, che fu un'impresa non indifferente, dal vicino luogo del Circo Massimo in piazza San Pietro, che si stava costruendo a quell'epoca. Lo vedete qui, ma questo gnomone è anche una importante meridiana. Questa meridiana è stata costruita nel 1817 dall'astronomo vaticano Gili. E vedete la sua ombra, questa foto è stata scattata proprio al mezzogiorno solare di Roma. E come un po' tutte le meridiane,
avevano una funzione molto importante, l'hanno svolta per molti secoli, no? Soprattutto da quando, dal 1300 circa, sono nati i primi orologi meccanici. Alceo Sorani lo sa molto bene che sulle torri questi meccanismi con le loro dilatazioni ogni giorno purtroppo non erano precisissimi, potevano andare fuori 1, 2, anche 3 minuti. Questo che cosa significa? Significa che dopo una settimana o dopo 10 giorni l'orologio andava fuori di numerosi minuti, un quarto d'ora, anche mezz'ora, e quindi non si poteva accettare un errore di questo tipo. E pertanto nella maggior parte appunto dei paesi, anche nostri, ne abbiamo tantissimi esempi anche qui nel nostro Friuli, c'era sempre o sulla parete della chiesa o su un edificio pubblico o sulla piazza anche una meridiana. E il cosiddetto temperatore, era quasi sempre il sacrestano, attendeva il mezzogiorno, controllava la meridiana, adesso è il mezzogiorno solare, e controllava poi l'orologio, e se l'orologio aveva la sua lancetta 10 minuti avanti o 20 indietro, eccetera, andava su sul campanile e la rimetteva a posto, no? E così anche questa funzione l'ha fatta l'obelisco con la sua meridiana di Piazza San Pietro, e vediamo qua il suo orologio. Ecco qui sul pavimento il meridiano di Roma, qui vediamo appunto il disco che indica l'equinozio del 23 di settembre, e poi la meridiana è molto lunga, ci sono i vari dischi delle costellazioni dell'anno, arrivando fino al Cancro, che è proprio molto vicino, essendo una meridiana orizzontale, all'obelisco, quindi si troverebbe in quella posizione là, dentro il cerchio di queste colonnine, mentre l'inverno è dalla parte opposta alla fontana. Se torna indietro, questa è la fontana, una delle due fontane di Piazza San Pietro, e il mezzogiorno cade, il mezzogiorno al 22 o 21 di dicembre, quindi al solstizio d'inverno, è proprio qua, mentre quello riguardante il solstizio d'estate è all'interno appunto delle colonnine. Ed era quindi un orologio che aveva la sua importanza, legato agli obelischi appunto del passato. Poi come misurò il tempo l'uomo? Diciamo che da alcuni secoli prima di Cristo fino al declino dell'impero romano, il metodo utilizzato era molto molto semplice. Si considerava soltanto la giornata diurna dal sorgere del sole al suo tramonto. Questo tempo veniva sempre diviso in 12 parti. Ma se le giornate d'estate sono più lunghe, perché il sole sorge alle nostre latitudini, ad esempio, prima delle 5 di mattina e tramonta alle 8 di sera, trascurando, diciamo, l'ora legale, no? Ed d'inverno sono corte, perché il sole sorge dopo le 7 di mattina e tramonta prima delle 5, vuol dire che le ore non sono uguali, se noi dobbiamo dividere sempre per 12. Infatti era un metodo cosiddetto inuguale, ma più conosciuto come metodo antico. Alle nostre latitudini, ad esempio a Natale abbiamo 9 ore di luce, se noi dividiamo per 12 abbiamo circa 0,75, no? L'orario di durata dell'ora, quindi circa su 60 minuti 45 minuti. D'estate invece, che abbiamo quasi 16 ore di luce, 16 diviso 12, 1,25, più o meno d'ora, un'ora e un quarto, quindi 75 minuti. Le meridiane più antiche presenti nella nostra regione dove si trovano? Si trovano ad Aquileia. Nel Museo Archeologico di Aquileia ce ne sono ben 7 orologi solari, perché Aquileia era anche conosciuta ed era famosa all'epoca dell'impero come una delle 2 città dove venivano costruiti gli orologi solari. C'era Aquileia e c'era
Ostia. Per quello qui sono stati trovati tanti orologi. Questo che vediamo è all'esterno del museo archeologico, si trova sulla via Sacra ed è del II secolo d.C. È uno delle forme di tanti orologi in uso nell'epoca. Questo è quello, diciamo, con l'inclinazione della latitudine, ma ci sono altri tipi, tipo Scafen ad esempio, no? Questo era il più utilizzato, in quanto aveva un forellino nella parte superiore, la luce del sole entra da questo forellino, l'originale nel tempo ha perso il forellino, è diventato un grande foro, e quindi va a stagliarsi un punto luce all'interno del quadrante. Questo era chiamato orologio emisferico, no? E quindi a Natale virtualmente il sole è basso, il forellino, il punto luce lo troviamo molto in alto qua su a mezzogiorno, mentre all'equinozio lo troviamo in questa posizione e il giorno del solstizio d'estate il punto luce è qua, quindi durante la giornata fa tutto questo percorso qua, no? E quindi così si andò avanti, no? Si andò avanti per molto tempo. Ecco qui un'altra immagine degli orologi presenti nel museo di Aquileia, sono tutti molto, molto rovinati, ma vi devo dire che in Italia in moltissimi musei, anche a Trieste ce n'è uno, se non sbaglio, nel Museo del Mare, ma ce n'è un altro a Concordia, ci sono circa una ottantina di orologi emisferici che sono stati scoperti nei vari scavi archeologici. Poi, con il declino dell'impero romano, non ci fu più un particolare interesse a conoscere i momenti del tempo della giornata. Soltanto nei monasteri e nei conventi si continuò ad operare conoscendo i momenti della giornata. E San Benedetto da Norcia, lui nacque nel 485 d.C., visse anche un periodo molto breve perché nel 525 purtroppo già morì, ma instaurò una regola molto importante che è tuttora presente ed utilizzata nei monasteri e nei conventi. Il metodo cosiddetto canonico. Le ore erano quelle antiche, le famose 12 ore che prima vi ho parlato, ma soltanto, in particolar modo, 5 di esse rappresentavano i momenti della preghiera della giornata. Quali erano? Alle laudi, al sorgere del sole, a metà mattina, ora terza, all'angelus, a mezzogiorno, ora sesta, a metà pomeriggio, ora nona, e al tramonto, ai vespri, quindi ora duodecima. In quei momenti era necessario pregare e negli altri momenti della giornata lavorare. Quindi il famoso detto ora et labora deriva proprio da San Benedetto da Norcia. I primi orologi erano piccolissimi, 15x15, 20x20, ed erano inseriti, vedete, no, sulle pietre delle chiese o dei chiostri del 1300, in particolar modo ne troviamo tantissimi, no? E sono anche difficili da individuare, no? E qui ne vediamo un esempio, qui un altro esempio, no? In Friuli non ce ne sono di orologi ad ore canoniche antichi, no? Il più antico in Italia è questo, si trova sul Ponte Vecchio ed è in questa posizione qua a Firenze, lo vedete, noi del 1345, ed ecco la sua forma. Vedete, sorgere del sole vuol dire è quando la punta dell'ombra dello stilo normale, non tutta l'asticella, solo la punta dell'ombra va a cadere sul quadrante. Quindi prima ora sorgere del sole, ora terza, metà mattina, quando è in verticale ora sesta, mezzogiorno, poi ora nona e ora duodecima al tramonto. In Friuli poi io ne ho costruiti alcuni, ve ne faccio vedere uno, questo sul campanile di Castelmonte,
Ed ecco il quadrante, qui sono due quadranti, uno a ore moderne nostre e uno all'interno ad ore canoniche, vedete, no? Ad ore canoniche, ora terza, sesta, è ben esposta alla parete del campanile del santuario di Castelmonte. E come si legge l'ora? Qui abbiamo, perché abbiamo due quadranti, no? Lo stilo è del tipo polare e quindi tutta la sua ombra va a segnare l'ora moderna, cosiddetta, o noi diciamo anche d'oltralpe. Vedete l'ombra debole, non so se si vede dal fondo, sono le 5:30 circa dell'ora solare a Castelmonte. Mentre quella canonica, vedete che lo stilo ha una sferetta a un certo punto, benissimo, noi dobbiamo guardare solo l'ombra della sfera dello stilo. E dove cade? Cade esattamente qui, quindi significa che questa foto è stata fatta in una giornata molto vicina all'equinozio o di primavera o di autunno. E quale ora segna? Se qui cade l'ora nona e qui cade l'ora 12ª, essendo lì l'ombra, mancherà circa mezz'ora al tramonto e quindi al termine della giornata. Così tuttora in pratica nei conventi, qui vicino c'è il monastero di Moggio. Se voi entrate, ed è possibile, nel corridoio del monastero, trovate un bel quadro, i momenti dell'esposizione del Santissimo, e vedete all'Angelus ora sesta, no? E a metà pomeriggio ora nona, tuttora appunto ben presente. Bene, e cosa successe? Successe poi che nel 1300, e soprattutto io sto parlando della nostra penisola, quindi italica, si instaurò un metodo nuovo importato dall'Oriente, dalla Repubblica di Venezia, no? Cosiddetto metodo ad ore italiche, dove veniva considerata anche la giornata notturna oltre che quella diurna. Quindi da 12 ore si passa a 24 ore, tutte di 60 minuti. No? Ed era questo metodo molto pratico, perché la 24esima ora della giornata terminava con il tramonto del sole. Uno guardava la meridiana, diceva sono le ore 22, ho ancora 2 ore di luce per poter lavorare. Non c'era una volta la corrente elettrica e quindi sapeva il tempo che aveva a disposizione per poter ancora fare i lavori della giornata. E io ho portato questo esempio, questo è l'orologio che è stato costruito nel 1496 sulla torre dell'orologio in piazza San Marco a Venezia. Vedete, ora 24. Questi orologi avevano un'unica lancetta, no? Che naturalmente questo orologio meccanico, e Alceo Solari lo sa, aveva una sua complessità, perché essendo legato al tramonto, il tramonto non cade sempre nello stesso momento della giornata. Ad esempio adesso che stiamo appunto andando verso l'equinozio d'autunno e quindi il solstizio d'inverno, le giornate si accorciano, no? E quindi anche la lancetta doveva seguire questo andamento per garantire la 24esima ora che cadesse al tramonto del sole di quel momento dell'anno. No? Ne abbiamo tantissimi di orologi, no? La Repubblica di Venezia li costruì nelle città, a Udine, in Piazza Libertà, e solo all'inizio del 1800 venne trasformato l'orologio da italico ad oltralpe, o moderno se vogliamo, no? Prima era un orologio di questo tipo. Anche a Venezia, sulla colonna sinistra della Basilica di San Marco, troviamo la meridiana, solo l'istante del mezzogiorno, che serviva appunto per tarare l'orologio meccanico, come prima vi ho accennato. Non mi soffermo poi sui dettagli, insomma, no? Ecco l'esempio che prima accennato
solari, nel 1457 fu costruito l'orologio del campanile del Duomo di Cividale. E poi, quando si trasformò l'ora all'inizio del 1800, fu aggiunto, vedete qui 24, la 24esima ora era legata alla lancetta a quel tramonto. Fu tolta quella lancetta e fu inserito un altro quadrante, quindi moderno, con le 12 più 12 ore di oggi, con la lancetta dell'ora e la lancetta dei minuti. Qui però è stato mantenuto il vecchio quadrante solare. E vedete qua la meridiana, addirittura qui che è stata costruita questa meridiana da un noto gnomonista, Barzellini di Cormons, alla fine del 1700, non indica soltanto il mezzogiorno, qui nella foto non si vede tanto, ma ha delle linee ogni 5 minuti, mezz'ora prima e mezz'ora dopo al mezzogiorno. Perché? Perché se a mezzogiorno passa una nuvola e quindi non è possibile leggere l'ora del mezzogiorno solare del luogo, almeno abbiamo mezz'ora prima e mezz'ora dopo, no? Che abbiamo questa indicazione. Lui ha progettato questa meridiana, il Barzellini, una seconda sul Duomo di Gorizia, che è stata recentemente restaurata, ed una terza qui nella piazza Dogana Vecchia a Venzone. Sono 3 rimaste sue, no? Delle 1100 circa meridiane che sono presenti nella nostra regione, che io ho censito in tutti questi anni, no? E veniamo appunto all'argomento, diciamo, più importante, che sono le meridiane a camera oscura. La prima, che è stata costruita nel 1467 all'interno del Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze. È la meridiana a camera oscura, ma credo in assoluto più grande, perché è alta 97 metri e funziona solo nel periodo del solstizio d'estate, no? Perché viene oscurata tutta questa finestra, no? Per fare in maniera che si convogli la luce del sole e vada sul pavimento il 21 giugno a segnare il mezzogiorno di Firenze. Ecco la bronzina in alto sulla cupola, dove filtra la luce del sole da questo foro gnomonico, no? E poi 97 metri più giù va a stagliarsi questa grande macchia di luce che, quando cade appunto in questo cerchio, abbiamo il mezzogiorno di Firenze. Ogni anno il 21 giugno viene eseguito questo fenomeno diciamo solare da tantissime persone, no? Viene organizzato appunto questo evento qua, no? E all'interno della chiesa di Santa Maria del Fiore abbiamo un antico orologio meccanico costruito, affrescato da Paolo Uccello del 1443, che si trova sopra, eccolo qua, no? Sopra la porta d'entrata della chiesa, ma all'interno sempre ad ore italiche, con la sua lancetta principale che in questo istante segna le ore 21 e mezzo, quindi mancano 3 ore e mezzo al tramonto del sole. Ma di che periodo dell'anno? Qui bisogna stare attenti se noi andiamo a verificare dei vecchi documenti. Faccio un esempio: le osterie chiudevano alle ore, no? Alle ore 2, no? Alle ore 2. Bene, se siamo a Natale, che il sole tramonta da noi alle 4:30 di sera, no? Le ore 2 vuol dire le 6:30 col nostro orologio. Ma se siamo a giugno, il 21 giugno, il sole tramonta alle 20 di sera, alle 8 di sera, lasciamo stare l'ora legale, quindi vuol dire che chiudevano alle ore 10. E pertanto è importante, quando andiamo a visionare dei documenti antichi, delle date e delle ore della giornata, ipotesi la nascita di certe persone, relazionarci con il metodo di conta delle ore che c'era. Se siamo appunto sotto la Repubblica di Venezia o in altri territori della penisola italica, vigeva fino alla fine del 1700 il metodo
italico, ma se siamo sotto l'impero d'Austria, Aiello, io provengo da Aiello e fino al 1918 Aiello era sotto l'impero d'Austria, il metodo era quello attuale, cioè quello che noi chiamiamo Doltralpe o moderno. Quindi capire anche da dove provengono questi documenti. Qui mi soffermo, è una cosa importante, un momento importante, perché? Perché vigeva il calendario giuliano. Dal 46 a.C., no? Giulio Cesare instaurò, dopo aver consultato i vari astronomi, il metodo, no? Di durata dell'anno solare. Ed era un ragionamento molto semplice. Le giornate dell'anno sono 365 più 6 ore. Queste 6 ore vengono recuperate ogni 4 anni col giorno bisestile. Il 28, per quanto ci riguarda, di febbraio diventa 29 di febbraio. No? Solo che non è così. Non è così perché in realtà la durata, lo sapevano gli astronomi nelle epoche poi successive, no? Non dura 365 giorni, 6 ore e 0 minuti, ma dura 365 giorni, 5 ore e 48 minuti e anche 46 secondi. Non interessava molto, lì con anche il convegno di Nicea, li avevano recuperati un po' questo errore di calendario, ma poi entrò un po' nel dimenticatoio e non interessava più a nessuno. Ma per la Chiesa era importante capire come doveva essere suddiviso il tempo. Prima Alceo ha accennato che la Pasqua appunto è legata al calendario lunare, e quando si stabilisce il giorno della Pasqua? Si stabilisce la prima domenica di plenilunio dopo l'equinozio di primavera, dopo il 21 marzo. Ma se il mio calendario è sbagliato, vuol dire che anche tutte le funzioni religiose legate alla Pasqua e alla morte e alla risurrezione di Cristo, noi le celebriamo in un momento non giusto, nei secoli. Pensate, siamo al 1580, no? C'era un errore di 10 giorni. 10 giorni erano tantissimo. Essendo appassionato di astronomia, questo Papa Gregorio XIII, conosciuto anche, cioè il suo cognome era Boncompagni, cosa fece? Chiamò a Roma Ignazio Danti, che era l'astronomo più conosciuto allora e che aveva costruito a Firenze, nella chiesa di Santa Maria Novella, una meridiana a camera oscura, e anche sulla parete ci sono 3 sue meridiane, tuttora esistenti. Andate a Firenze, sono magnifiche, no? L'astronomo Ignazio Danti chiamò a Roma, perché era un momento importante, chiamò tutti gli astronomi più importanti di quell'epoca, no? E dovevano convincere il Papa, ma il Papa voleva farsi convincere che bisognava cambiare il famoso calendario giuliano di Giulio Cesare, che era da 1700 anni, che accumulava un giorno di errore ogni 128 anni. E cosa fece fare? Fece costruire, no, all'interno del Vaticano una torre con una meridiana calcolata da Ignazio Danti, conosciuta come la Torre dei Venti. Non è visitabile perché si trovava fino a pochi anni fa, per poter visitarla bisognava passare da questo ambiente in una porta che portava al deposito all'archivio di Stato segreto del Vaticano. Solo con permessi particolari si poteva visitare questo ambiente, e tuttora è così, no? Adesso hanno spostato l'archivio del Vaticano. Ecco la torre, diciamo che sarebbe sopra, chi è stato a Roma, il famoso corridoio delle carte geografiche che portano alla Cappella Sistina. Ecco. Questa è la torre, è stata anche per molto tempo osservatorio astronomico, poi è stato spostato a Montemario, insomma, no? All'interno di questa
di questa torre, è stata tutta affrescata, insomma, no? C'è un foro, il foro gnomonico, eccolo là, e da qui, no, entra la luce del sole che va a stagliarsi, no, sul pavimento dove è stata realizzata la meridiana. Il giorno del famoso 21 marzo del 1582, la luce del sole non cadeva nella posizione precisa, ma era 60 cm spostata, perché il calendario era sbagliato di 10 giorni. Allora il Papa si è convinto di ciò, no? E cambiò il calendario giuliano. Ed ecco qui, ad esempio, il calendario, e andrò a cercare durante l'anno un periodo che non ci fossero delle feste di santi e delle ricorrenze particolari, e quindi dal 4 ottobre al 15 ottobre non c'erano in Italia delle feste perché venivano soppresse eventualmente, no? E quindi vennero recuperati questi 10 giorni, e da quell'anno appunto il calendario giuliano passò a calendario gregoriano. Qual è la regola? Tuttora in vigore, e sarà per 10.000 anni, credo, no? I giorni sono sempre 365, in più ogni 4 anni abbiamo il famoso giorno bisestile, no? Per recuperare le famose 6 ore, però non essendo 6 ore ma 11 minuti circa in meno, noi ogni 3 secoli, no? Che non siano divisibili per 400, no? Dobbiamo escludere la giornata dell'anno bisestile, no? Il IV secolo, nel 2000, invece la lasciamo. In più abbiamo da recuperare ogni 10.000 anni 3 giorni, no? Con questo metodo qua noi possiamo stare tranquilli per un bel po' di tempo, ed è in vigore. Lo ha voluto Papa Gregorio XIII. Quindi quando voi sentite parlare di calendario gregoriano, tenete presente di quello che vi ho detto adesso. Bene, no? Allora, cosa successe? Tra le varie... In 2 anni la maggior parte degli stati con popolazione cattolica si adeguarono subito, no? Quelli protestanti ci misero 170 anni, dal 1700 al 1775, perché c'era la rivalità naturalmente con la Chiesa, col Papa. La Gran Bretagna nel 1752, la Svezia nel 53, la Germania nel 1775, per dirvi. Andando avanti fino alla Russia nel 1918, quindi no, poco più di 100 anni fa. Ma in Russia gli ortodossi, che insomma col Papa non sempre vanno d'accordo, continuano ancora a usare per le loro festività principali il calendario giuliano. Infatti in Russia, in Serbia e per gli ortodossi di Gerusalemme il Natale non lo festeggiano come noi il 25, ma lo festeggiano il 6 gennaio, e così vale per quanto riguarda la Pasqua, insomma, no? Però sono scelte che vengono fatte, diciamo fra virgolette, politiche, no? Andando avanti vi faccio vedere qualche altra meridiana storica a camera oscura. Nel 1655 a Bologna, nella Basilica di San Petronio, abbiamo questa importante meridiana costruita da Gian Domenico Cassini. Il foro lo vediamo qui sulla navata laterale, e quindi vedete che il tracciamento della meridiana passa addirittura tra 2 colonne e va a stagliarsi proprio vicino alla porta di entrata della chiesa. Ed ecco qui la foto, ecco la meridiana sul pavimento che segna il mezzogiorno di Bologna. Dovete tenere presente che le meridiane segnano l'ora del luogo dove vengono costruite, perché la Terra gira, ogni grado sono 4 minuti. Quindi il sole che vediamo noi qui a Zulio, a Milano lo vedono fra 20 minuti, a Torino fra 35 minuti, no? Quindi
teniamo presente che noi oggi viaggiamo con un altro concetto dell'ora media, che va bene per tutto il territorio nazionale, ma fino alla metà dell'Ottocento l'uomo si spostava coi cavalli o a piedi, non c'erano i mezzi meccanici e quindi il tempo era molto labile e quindi era legato al luogo dove ci si trovava. Una cosa interessante, vedete che quando ci sono delle eclissi, la meridiana segna, questa è una eclissi parziale di Sole che a Bologna è capitata il 20 marzo del 2015 ed era a Bologna il Sole, e vedete che la meridiana, il punto luce della meridiana, no, non è circolare ma è a mezzaluna, perché la Luna si è messa nel mezzo tra la Terra e il Sole. No? Questa è un'altra importante meridiana storica ed è presente sulla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, è del 1702, realizzata da Francesco Bianchini. No? Ecco, qui vediamo l'interno di un disegno dell'epoca, la meridiana, il foro gnomonico è questo, che va appunto adesso a segnare il mezzogiorno nel periodo del solstizio d'estate, no? E poi attraversa tutta la chiesa. Poi c'è un secondo strumento, vedete questo, che punta verso la stella polare, ma perché funzioni questa posizione qui con un suo calendario, che non mi soffermo adesso a parlare, bisogna puntare un cannocchiale, che è tipo cannocchiale marino, che quindi riporta la luce sopra questo calendario. Ma l'ora solare della meridiana è di questo raggio qua. Adesso qui hanno messo all'interno della chiesa, siccome è molto frequentata, nei secoli appunto si sono rovinate le piastrine, eccetera, hanno messo tutta una protezione per salvaguardare questo importante orologio solare che poi indica l'altitudine del Sole, l'azimut del Sole, anche la giornata precisa degli equinozi con queste piastrine. Non mi soffermo nei dati tecnici perché ci perderemmo troppo tempo. Anche qui abbiamo una foto dell'11 agosto del 1999 di una eclissi parziale appunto di Sole. No? E passiamo al Duomo di Milano, questa è un po' più recente, del 1786, la meridiana del Duomo. E appena si entra nel Duomo, la meridiana viaggia di traverso sull'entrata. Qua è stato creato il foro gnomonico e quindi va a segnare il mezzogiorno di Milano durante tutto il periodo dell'anno. Si caratterizza per un qualcosa di particolare perché la parete, essendo molto alta, la meridiana, e il Duomo non sufficientemente largo, al solstizio d'inverno va a puntare sulla parete un 2,5 metri o più in alto. Vedete, no? Cioè non è tutta in orizzontale, è in orizzontale e l'ultimo mese e mezzo la luce a mezzogiorno va su, arrivando qua al 22 di dicembre in questa posizione qua. Ecco sul tetto il punto da dove entra la luce e qui hanno tagliato le varie piccole guglie, insomma, no? Per far entrare la luce del Sole in questa posizione che poi all'interno della chiesa arriva qua. Vedete l'entrata del Duomo e laggiù in fondo abbiamo il solstizio estivo. No? Andando avanti velocemente, ecco, queste sono le 10 meridiane, 8 meridiane che superano a camera oscura il foro gnomonico superiore ai 10 metri. E vediamo Santa Maria del Fiore, come vi ho accennato, che è addirittura 90 metri, Bologna, San Petronio 27, Santa Maria degli Angeli 20, a Parigi al Sulpice abbiamo 26 metri, Milano 23, Napoli 14, Palermo 11 e Catania 23. Di tutte queste, a parte Napoli, le altre sono tutte all'interno di chiese, perché nelle chiese, oltre come luogo, era importante conoscere e dominare naturalmente con la conoscenza del tempo. In Italia e nel mondo ce ne sono una settantina
di meridiane a camera oscura. Nella nostra regione ne abbiamo una sola, la tengo per ultimo, sono nella parte... Ecco, un altro bellissimo esempio legato al discorso che vi ho fatto è la torre del municipio di Venzone. Siamo nel 1420 e voi vedete due orologi, uno ad ore italiche ed uno ad ore d'Oltralpe di là delle Alpi. No? Perché due orologi? Perché Venzone era un punto di dogana tra la penisola italica e le genti germaniche e tedesche, e quindi qui si pagavano i dazi, e l'orologio d'Oltralpe serviva a far conoscere l'ora in uso di là delle Alpi, e quello italico serviva a far conoscere l'ora a chi era abituato con questo metodo e quindi alle popolazioni della nostra penisola. Meriterebbe un restauro, ne parlano da tanti anni, però è là, ma è un qualcosa di unico che non c'è in giro, è anche ben impreziosito, insomma, no? E quindi ho voluto mettervelo in evidenza. Poi cosa successe? Finora io vi ho parlato del metodo italico, dove la 24esima ora terminava con il tramonto del sole. Le cose cambiarono. Quando cambiarono? Cambiarono alla fine del 1700, quando Napoleone Bonaparte, con la sua prima campagna in Italia, no, ebbe uno scontro a suo favore vicino al lago di Garda, e forte da questa prima piccola battaglia marciò per venire verso il Friuli e per raggiungere Vienna e quindi conquistarsi questa città. Ma l'esercito imperiale d'Asburgo si schierò di nuovo a Udine, quindi lui si fermò a Villamanin, perché i due eserciti erano sui 35, poi capirete perché vi racconto questo, 35.000 soldati, e lo scontro avrebbe determinato, diciamo, una perdita enorme di soldati sia da una parte che dall'altra. Quindi nessuno delle due potenze militari, quella francese di Napoleone e quella degli Asburgo, appunto dell'impero d'Austria, volevano questa battaglia, e iniziò una trattativa che durò 2 mesi. I generali partivano da Passariano, da Villamanin, venendo su verso Udine. Quelli di Udine, dell'impero d'Austria, scendevano per venire verso Codroipo, dove si incontravano per 2 mesi a Campoformido. Addirittura Napoleone non era del tutto convinto quando hanno deciso di firmare questo importante trattato, e fece ritirare la sua delegazione a Villamanin, e gli austriaci gli andarono dietro, perché venne firmata a Villamanin, anche se è conosciuto come il Trattato di Campoformido. Per farla breve, il 17 ottobre del 1797 si firmò questo importante trattato. Che cosa stabilì questo trattato? Per Napoleone era importante vicino a Parigi avere dei suoi territori, e quindi lui cedette tutta la Repubblica di Venezia che aveva appena conquistato, più tutto il territorio delle isole della Dalmazia e anche Cipro e alcune isole della Grecia, in cambio di che cosa? In cambio degli attuali Paesi Bassi, quindi Olanda, Belgio e Lussemburgo, e tutta una grossa fetta della Germania del Nord a sinistra del fiume Reno. Questo venne deciso nella nostra regione. No? Bene, detto questo, perché ve l'ho detto? No? Perché quando l'impero d'Austria si impossessò dell'ex Repubblica di Venezia, quindi anche di questi territori, Udine, Palmanova e avanti fino a Milano e via dicendo, no? Impose l'impero d'Austria il suo metodo di conto delle ore. Non più il metodo ad ore italiche, dove la 24esima ora terminava al tramonto, ma il metodo tedesco o francese, e noi diciamo d'Oltralpe dalle nostre parti, dove la 24esima ora terminava e termina tuttora alla mezzanotte. Dalla mezzanotte diventa importante conoscere il mezzogiorno, e quindi in tutte le città, partendo da Udine, infatti l'anno dopo, nel
1798, no, venne costruita, è una meridiana storica, che tanti magari non ci fanno neanche caso a Udine, ma sotto la loggia di San Giovanni, di fronte alla loggia del Lionello, c'è questo sole col foro, no? E sul pavimento abbiamo il mezzogiorno di Udine. E anche qui, siccome il portico non è sufficientemente largo, al solstizio d'inverno, ecco lassù il sole, c'è una colonnina alta così che va a indicare il giorno del 22 di dicembre. No? Da quel giorno quindi a Udine, a Pordenone, a Treviso, a Bergamo, c'è tuttora anche una meridiana, si volle imporre questo nuovo modo di conta delle ore, che non fu automatico, no? Una generazione passò per abituare la gente a questo, no? E così anche l'orologio della torre di Piazza Libertà, da ore italiche, divenne l'attuale, quello che vediamo tuttora lì presente. E anche questo ha servito fino all'inizio del secolo scorso a tarare l'orologio anche nuovo. Bene, vi porto due esempi di Pesaris. No? Pesaris abbiamo due importanti antiche meridiane che sono proprio di quell'epoca lì, e abbiamo le due meridiane che segnano l'ora italiche, che vediamo quelle linee tutte di traverso che vanno da sinistra verso destra, e le ore d'oltralpe o moderne che sono un po' a raggiera. E l'abbiamo sulla torre, sulla casa dell'orologio, e poi vediamo anche l'orologio sopra, e poi sulla casa Cappellari, stessa cosa. Addirittura questa ha una sua caratteristica di ore italiche da campanile, mezz'ora dopo il tramonto al suono dell'Ave Maria. Ce ne sono 3 nella nostra regione. Ti ho sempre detto 2, ma ne ho scoperto una pochi mesi fa. Una è questa di Pesaris, un'altra è nella chiesetta di San Giovanni a Moimacco, e una terza in un paesino, San Pietro di Camino al Tagliamento, un paesino di 4 anime, e nella chiesetta fuori dal paese c'è una meridiana ad ore italiche da campanile, mentre in centro Italia ce ne sono molte. Poi di meridiane ad ore italiche antiche in tutta la nostra regione ce ne sono circa una trentina insomma, no? Detto questo, sono alla conclusione, ho detto che mi riservo dell'unica meridiana a camera oscura nella nostra regione, ed è straordinaria, bellissima, non è altissimo il foro gnomonico, è intorno ai 4,80 metri se non sbaglio. E dove si trova? Si trova a Trieste, e voi la conoscete benissimo, in particolar modo Franco Rota, che ha fatto anche il direttore della Camera di Commercio, sì, no? Ed è il palazzo, o ex palazzo della Borsa, e aveva una funzione importante che quando era il mezzogiorno dovevano terminarsi tutte le contrattazioni di borsa, ma poi serviva anche nell'Ottocento per tarare gli orologi sulle navi, gli orologi marini, insomma, no? E l'ha costruita un certo Antonio Sebastianutti nel 1820. Vedete il foro gnomonico, vedete appunto che la luce del sole entra qui e va a stagliarsi sul pavimento. Durante il periodo estivo, il solstizio estivo è laggiù, l'inverno appunto è su quest'altro lato. Qui vediamo un altro esempio, e questa meridiana segna perfettamente il mezzogiorno, perché essendo vicino potete andare a vederla, ma il calendario non è preciso. Perché non è preciso? Perché col passare di un secolo e mezzo circa, il peso delle murature del palazzo della ex borsa hanno avuto dei cedimenti, ma non il pavimento. E quando 35 anni fa è stato sistemato, è stato restaurato tutto il palazzo, il pavimento è rimasto nella sua posizione, ma Paolo Alberi mi dice addirittura 30 centimetri, ma io credo che sia una decina di centimetri che abbia calato i muri. Quindi il mezzogiorno lo segna correttamente, ma non il calendario. Quindi se voi notate un errore di calendario è dovuto allo sprofondamento appunto delle fondazioni di questo palazzo. Poi noi all'esterno, vedete il foro gnomonico è quassù,
vedete la fessura perché entri la luce bene tutto l'anno, hanno fatto questa scanalatura sulla parete ed ecco questa scanalatura perché così al solstizio d'estate può illuminare e cadere il punto luce in questa posizione, no? All'esterno io e Paolo Auberi abbiamo costruito, quando ho messo a posto la piazza della Borsa, una meridiana cosiddetta analemmatica che si allinea al meridiano di Trieste con la meridiana interna. Analemmatica, non mi soffermo sul dato tecnico, ma solo per dirvi che qui c'è un calendario solare e coi piedi bisogna posizionarsi nel periodo dell'anno in cui si fa la lettura. Se siamo a giugno qua su, se siamo a Natale 1,5 metri più indietro, e l'ombra della persona segna l'ora solare di Trieste, no? Grazie. Ringrazio i due oratori per questi interventi assolutamente affascinanti. Volevo dire che mi pare che la riunione sia non riuscita ma riuscitissima, è veramente straordinariamente interessante. Grazie agli oratori, dunque. Prego. Allora, sì, soltanto un minuto. Qualcuno di voi l'ha preso questo libricino, ce n'è altri lì sul bancone, anche fuori. È questa prima pubblicazione. In effetti da questo progetto con Aiello penso che il paese di Pesaris abbia capito un po' che si può anche fare turismo, si può divulgare, si può, no, collaborare a creare delle rotte, insomma, no, di interesse, anche di nicchia, però insomma vediamo che il successo è grosso. Questo libretto è nato invece l'anno scorso da un progetto in cui capofila era il comune di Prato Tarnico, ed è una serie di suggerimenti per altri itinerari, insomma, culturali alla scoperta degli orologi da torre. Vorrebbe essere il primo di una serie, quindi mette insieme un po' le prime ricerche che sono state fatte alla scoperta di questi orologi, alcuni restaurati, valorizzati, altri da valorizzare, ed copre, diciamo, appunto un territorio che va in tutta Friuli Venezia Giulia, Trieste e arriva in Istria. Allora, desideriamo lasciare come associazione questo dono al professor Sgarro, e questo rappresenta un po', è un testo che rappresenta la storia dell'orologeria dei solari, quindi lei ritrova la storia. Invece al signor Cecovini lasciamo un testo che racconta la storia della Val Pesarina e di Pesaris. Così al presidente Aurelio Pantanali lasciamo un testo su Pesaris, e al dottor Rota, che ormai ci conosce e ormai è diventato amico di Pesaris, ne lasciamo un ricordo, e a Don Giordano, probabilmente non ce lo porto io, gli lasciamo La via del tempo. Vi invito tutti. Prego, Giammai sia. Prego. Questo affare qui è Mascherini. Grazie. Mascherini. Grazie. Mascherini 2, Mascherini 3. Grazie tantissime di questi doni che ricordano